Buonasera dal TG3. Dunque, dopo 18 mesi di prigionia, Silvia Romano è in Italia. Sto bene fisicamente e mentalmente, ora voglio stare solo con la mia famiglia. Queste le sue prime parole all'aeroporto di Ciampino. Ad accoglierla c'era anche il Presidente del Consiglio Conte e il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Poi l'interrogatorio, nel corso del quale avrebbe confermato di essersi convertita all'Islam. Partiamo con il racconto di questa giornata con Alessia Gizzi. Sto bene fisicamente e mentalmente, ora voglio solo stare tanto tempo con la mia famiglia e niente, sono felicissima dopo tanto tempo di essere tornata. Grazie. Bentornato. È uno degli uomini dello staff del Ministro degli Esteri a catturare le prime parole di Silvia Romano al suo arrivo in Italia. Sono da poco passate le 2 del pomeriggio, quando da un aereo dei servizi segreti esteri la cooperante scende. Sotto un abito tradizionale somalo, sopra una veste verde integrale che le lascia scoperto solo il volto, guanti e mascherina per l'emergenza virus, di cui probabilmente è stata da poco messa al corrente. Scortata dagli uomini della nostra sicurezza, Silvia, sorridente, saluta la stampa. Poi prosegue, zaino in spalla, e quel gesto della mano per abbassare il velo ogni volta che le si alza, quasi a proteggersi il ventre. Accelera il passo quando vede i genitori e la sorella, non li abbraccia da oltre 1 anno e mezzo. Tutta l'Italia ti aspettava, le dice il papà. Silvia saluta e ringrazia le autorità che hanno lavorato alla sua liberazione. Si abbassa la mascherina per i saluti, ma non toglie mai il velo islamico. Mi sono convertita all'Islam, avrebbe detto nella prima telefonata dopo la liberazione alla mamma. E come vi diceva